della Reichenwälder conferisce la cittadinanza onoraria a Giannola e Benito Nonino per il loro lavoro, la valorizzazione dei prodotti e dei distillati del Friuli, ma soprattutto perché con l'istituzione del loro premio Nonino Resip d'Aur in friulano Barbatella d'Oro sono stati determinanti nel salvare i vitigni autoctoni, diventando ambasciatori della storia della nostra comunità, in particolare della frazione di Rauscedo, capitale mondiale della barbatella di vite. A Giannola e Benito Nonino va riconosciuto il merito di essere ambasciatori delle nostre terre, grazie alla loro attività imprenditoriale e al loro instancabile impegno di raccontare le eccellenze di un popolo in ogni occasione pubblica, contribuendo in modo fattivo alla conoscenza del Friuli nel mondo, nobilitando la grappa e facendola diventare il tramite per raccontare il sapere e la cultura della nostra gente. Infine, a Giannola e Benito Nonino si riconosce la lungimiranza di aver colto che la leva di una nuova imprenditoria potevano e dovevano essere le donne. San Giorgio della Reichenwälder, 27 aprile 2024. Benvenuti. Allora, questo è il riconoscimento, sì, ovviamente c'è la barbatella. Scusate, dopo se devo un vaso anche trio. Allora, questo è di fatto la cittadinanza, che è col timbro a secco, quindi vi rende a tutti gli effetti già cittadini del nostro comune. Ecco.